Tutto pronto per la sesta corsa, un bel miglio per anziani di C e D, problemi per Estasi di No. All'1 Elogio Francis, 2 Dakota Grimm, 3 Elva Jet, 4 Battost, 5 Attic DL, 6 Dolomite VF in seconda fila da sola con il 7 Estasi di No che si è rimessa e prova a riprendere gli altri. Macchina che accelera, partiti. Veloce Elva Jet che cerca di andare al comando scavalcando Dakota Grimm e ci riesce. Così al comando Elva Jet all'imbocco della prima curva nei confronti di Elogio Francis. Al largo partita bene Dolomite VF, sbaglia Dakota Grimm. Dolomite Numero che 2, va a Dakota chiedere strada ad Grimm, Elva Jet dopo squalificato. 200 metri passati in 14 spaccato. Elva Jet al comando, insiste Dolomite VF che prova a passare, ci riesce con però una bella spesa per i primi 400 metri di corsa, passati in 28,1 sul piede dell'1,10 al chilometro. Vantaggio Dolomite VF nei confronti di Elva Jet, poi Elogio Francis, quindi Estasi di No, ancora Attic DL alla retroguardia, Battost. Dolomite VF viene a completare i primi 600 metri in 43,6 con una frazione di rifiato sulla curva di sinistra. Prova a gestire ora i parziali Alessandro Gocciadoro, muove dall'ultima posizione Battost che inizia la sua risalita, non trova opposizioni e completa i primi 800 metri di testa Dolomite in 59,4. Arriva all'esterno Battost che si trascina a Tic DL, poi Estasi di No che sposta e va in terza pariglia. Quando siamo al chilometro, passato da Dolomite VF in 1,14,3, ancora un paletto comodo in 14,9, Dolomite in vantaggio, all'esterno Battost, poi a Tic DL, in corda Elva Jet, prova a difendersi Dolomite VF che fa la retta di là in 14 in accelerazione e guarda in faccia gli avversari. Battost sul passo all'esterno, in corda Elva Jet, poi a Tic DL, ancora Estasi di No all'ingresso della dirittura d'arrivo e in vantaggio Dolomite VF nei confronti di Elva Jet e Battost al largo, poi a Tic DL ed Estasi di No. Accelera Dolomite VF che lascia gli avversari. Dolomite VF nel finale si stacca dai rivali, viene a vincere nettamente. Al secondo posto Elva Jet, precede Battost. Ancora un 28,9 a chiudere, 1,12,9 ragguaglio cronometrico per il successo di Dolomite VF. Alessandro Gocciadoro in salchi al training per i colori di Remigio Defensa. Vince la figlia di Varen che sfila a condurre e non si fa più avvicinare nel finale. Si mantiene salda su Elva Jet che coglie il secondo posto in corda, mentre al terzo finisce dopo 1 chilometro allo scoperto Battost. Il successo di Dolomite VF su Elva Jet e Battost in questa sesta corsa, il centrale del pomeriggio.